Bene ragazzi, benvenuti a questo vlog per parlare della partita dell'Italia. Non faccio più video formali come la volta precedente perché non vorrei rischiare di violare diritti che non ho, perché il mio canale è un canale incentrato su videogames, quindi non ho diritti e non avrò diritti su cose del genere. Come potete vedere ho un foglio dove ho preso appunti che è stato spezzato. Ma perché è stato spezzato? È stato spezzato perché preso dal nervoso a fine partita, quando Pirlo si è ritrovato davanti una palla che avrebbe potuto scaraventare all'incrocio dei pali, invece si è messo lì a giochicchiare e quindi l'Italia ha portato a casa l'1-1. La partita è arbitrata, è stata la stessa formazione che abbiamo schierato contro la Spagna e l'arbitro era Webb, come cazzo lo potete chiamare, arbitro inglese, che comunque è molto bravo, anche se in generale la terna arbitrale non è stata all'altezza perché ha sbagliato due fuorigiochi clamorosi dando il fuorigioco contro l'Italia che non c'era e quindi penalizzando l'Italia che tra l'altro si è vista negare l'occasione del 2-0 e poi del 2-1, quindi non è cosa da poco. I primi 10 minuti sono stati propositivi da parte dell'Italia perché abbiamo visto un'Italia che ha cercato di costruire il gioco, ma come nella prima partita abbiamo visto la squadra perdere troppi palloni in fase di impostazione, far girare la palla senza concludere niente e infatti ci siamo presentati davanti alla porta della Croazia senza assoluto pericolo. Sto cercando di riattaccare i pezzi per leggere che cazzo ho scritto. Allora, anche la Croazia ha cercato, veramente, o meglio, la Croazia all'imporsi dell'Italia ha replicato senza fronzoli, diciamo che in difesa spazzavano la palla e cercavano di ripartire in contropiede, cosa che a volte riusciva, a volte no, perché comunque l'Italia ha giocato con una difesa molto alta, la difesa dell'Italia era alta e quindi si stroncava presto sul nascere i contropiedi della Croazia, anche se quando passavano comunque sono risultati molto pericolosi. Il pressing delle due squadre non è stato esagerato, infatti i primi 10 minuti abbiamo visto un pressing abbastanza moderato e poi nella metà del primo tempo abbiamo visto qualche azione in più. Praticamente l'Italia ha continuato a spingere, a fare la partita e sempre Balotelli ha dimostrato di essere pigro e non concludere quando poteva farlo, se non da 40.000 metri e quindi occasioni senza nulla di che. Un altro appunto che vorrei fare all'Italia, che purtroppo però non mi può ascoltare, buongiorno, saluto la regia, che però non può ascoltare, è questi benedetti calci d'angolo e punizioni crossate al centro, tutte corte, vero Savude Subioki? Cioè, bravi. Purtroppo tutte corte, allucinante, io dico abbiamo un calcio d'angolo, lo sfruttiamo? No, ma lo tiriamo ovviamente sempre sul primo palo a respingere a far respingere agli avversari. Poi c'è stata una fase intermedia dove è stata la Croazia a proporre gioco fino a più o meno la fine del primo tempo e praticamente abbiamo visto la difficoltà da parte dell'Italia sulla fascia sinistra, con Giaccherini che faticava nel fare la diagonale. Avrei visto meglio altri giocatori al suo posto sulla sinistra, perché sinceramente nella fase difensiva con una difesa a 3 il quinto di centrocampo, il laterale, è sempre fondamentale. Giaccherini non è stata all'altezza. Gli ultimi 15 minuti del primo tempo si sono conclusi con qualche tiro da fuori, uno di Balotelli scontato al centro e poi alla fine con una occasione verso il 37esimo di una doppia occasione per Marchisio, che si è trovato la palla dell'1-0 ma non è riuscita a segnare. Poi, dopo questa doppia occasione, Pirlo
ha segnato di punizione al 39esimo minuto. Non si capisce un cazzo perché ovviamente è scritto tutto di fretta. La regia che mi guarda. Quindi, primo tempo finisce sull'1-0 per l'Italia, un recupero, nel recupero c'è stato un bel contropiede della Croazia, ma grazie alla difesa dell'Italia si sono allargati molto, perché comunque la difesa dell'Italia è sempre stata buona da quando non ero ancora nato, e quindi si sono allargati troppo, il tiro è stato un po' fiacco per la presa sicura di Buffon. Il secondo tempo inizia con un po' di tiri di Modric. Al 47esimo e al 49esimo Modric, centrocampista trequartista della Croazia, ha fatto 2 tiri un po' fiacchi tutti quanti, e quindi uno fiacco e uno alto sopra la traversa, quindi non ha destato alcun tipo di pericolo per l'Italia. Poi l'Italia prova a spingere, un tiro da 40 metri di Bonucci che è stato deviato fuori, e poi un angolo da parte di Pirlo, ovviamente tirato corto. Poi ci sono state nel secondo tempo delle piccole interruzioni per colpa dei tifosi croati, che hanno tirato dei fumogeni in campo, quindi annebbiando la vista al portiere italiano e non solo, anche ai telespettatori. E poi verso il 60esimo c'è stato un tiro di Balotelli molto potente, ma purtroppo è finito alto e centrale. Nell'ultima mezz'ora della partita abbiamo visto l'Italia che di nuovo ha cercato cioè che avrebbe dovuto comunque controllare la partita, anche pur cercando il raddoppio, perché se non cerchi il raddoppio e ti chiudi in difesa, alla fine subisci il gol. Cioè, questo è quello che ho scritto nel momento in cui ho detto che l'Italia stava cercando di fare del gioco, di far girare la palla e controllare la partita. Infatti è entrato Montolivo al posto di Motta. Come al solito Balotelli si è ritrovato nuovamente con la palla al limite dell'area, ma è stato troppo lento come la prima partita. Qui abbiamo visto le squadre allungarsi, è una partita piuttosto moscia, fino a quando la Croazia al 71esimo non ha fatto l'1-1. E qui stiamo a dire, sì, 1-1 la Croazia che si poteva evitare, potevamo difendere meglio, che secondo me non è così, perché come ho detto prima, quando si è sull'1-0 e si deve fare il risultato, si deve portare il risultato a casa, bisogna continuare a spingere e non bisogna accontentarsi dell'1-0, perché poi il gol si subisce, soprattutto da una squadra che ha fatto diversi gol nella prima partita del torneo. Poi il gioco è stato interrotto di nuovo per i fumogeni verso il 72esimo e l'Italia ha cominciato a spingere nuovamente, ma cosa succede quando tu prendi un gol a 20 minuti dalla fine? Che ti confondi, che butti la palla, e così è stato. L'Italia praticamente ha cercato di recuperare la partita, ma purtroppo soltanto confusione. Ci sono stati poi ovviamente dei contropiedi della Croazia che hanno rischiato di mettere veramente in crisi la nostra Italia. Praticamente possiamo vedere qua, come c'è scritto qui, che nuovamente i cross di Pirlo negli angoli vengono respinti. Pace a Pirlo che comunque segna le punizioni ma non sa tirare, in grazia di Dio, un fottuto calcio d'angolo. L'Italia poi dovrebbe attaccare, ma in realtà arriva al limite dell'area e si grattano le palle, perché come possiamo vedere verso il 93esimo, se non sbaglio, c'è un'occasione per Pirlo di sfondare, come ho detto prima, la porta dal limite dell'area, ma giochicchiano così con la palla e si conclude la partita sull'1-1. Le ultime considerazioni, quello che posso dire è che l'Italia per me ha le potenzialità, ma non deve giocare come il Barcellona, perché non hanno gli attaccanti del Barcellona che entrano in porta con la palla, devono tirare le bombe da fuori aria, perché comunque non solo da fuori aria, dal limite dell'area, cercare di tirare anche quando si è davanti alla porta, perché abbiamo visto Marchisio che davanti alla porta ha tirato 2 buste, nonostante comunque Marchisio sia stato il migliore in campo dal punto di vista dell'Italia, mentre dal punto di vista, perché ha giocato comunque bene, ha retto il centrocampo, ha fatto anche un po' la parte di Thiago Motta che a mio malgrado, perché è un giocatore che mi piace molto, quest'inizio di europeo lo sta giocando male. Dal punto di vista invece della Croazia, Mandžukić o Mandžurić, non mi ricordo il nome, è stato il migliore sia per il gol che per il gioco proposto. Qui è tutto, ci sentiamo al prossimo vlog che sarà in un'altra location con un'altra regia, quindi vi posso salutare, salutiamo anche Saluba e Subioki.
Alla prossima.